Buonasera a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, benvenuti a questo nuovo episodio di Aperitivo Social. Oggi parleremo di tradizione erboristica, di distillati e di eccellenza siciliana. Lo faremo insieme alla nostra amica Alessia, che chiamiamo subito all'appello. Buonasera, benvenuta. Buonasera Francesco, come stai? Da quanto tempo è che non ci vediamo? Esatto, quanto tempo, mi eri quasi mancata. Immagino. E invece no. Senti, oggi allora abbiamo degli argomenti molto interessanti di cui parlare. Oggi parleremo di tradizione erboristica e di distillati, che a me è un argomento che a me piace tantissimo. Tanto. Allora, guarda Francesco, io come sia tu che tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano ormai sapete che sono una donna astemia e quindi diciamo l'argomento mi è familiare perché il produttore che ti sto per presentare è un mio grande amico, però vi svelo anche un segreto. Durante il lockdown mio marito, per vincere le partite a Uno e a Machiavelli durante le nostre serate a casa in famiglia, mi aveva cominciato a dare i suoi elisir, le sue grappe, perché pensava così questa ubriaca praticamente ce l'accartocciamo nel giro di niente. Invece io da ubriaca vincevo e quindi ho capito che questi elisir fanno bene, non so che cosa, ma comunque fanno bene. Adesso ci rifacciamo spiegare da Paolo, però siccome appunto io non sono molto ferrata in materia, ho chiamato anche il mio aiuto, il mio supporto per parlarne in modo anche più dettagliato sulle proprietà dei suoi prodotti, la mia amica Eleonora Formica, però stavolta non nelle vesti di guida, ma nelle sue meravigliosi vesti di sommelier. Quindi quando tu sei pronto... Quando si parla di argomenti tecnici, a noi piace parlarne in presenza di tecnici, naturalmente. E infatti... È sempre più facile, così è anche più semplice rispondere alle potenziali critiche di chi generalmente si sente particolarmente esperto, giusto? Sicuramente, allora, sicuramente. Iniziamo a dare il benvenuto, prima si inizia sempre dalle donne, iniziamo da Eleonora. Benvenuta Eleonora. Ciao Ele. Buon pomeriggio, come ben stai? Ritrovati. Come stai? Tutto bene? Bene, appena ritornata dal mare, un po' freestyle. Stai benissimo e anche con un po' di invidia stai meglio ancora perché invece io ho lasciato la pioggia a Palazzolo, quindi il fatto di sapere che qualcuno sia andato al mare è meraviglioso. Qui a Modica c'è un bellissimo pomeriggio di sole e quindi siamo pronti per la scoperta di questi distillati oggi pomeriggio, a quanto pare. Quindi chiamiamo in causa, lo possiamo fare entrare? Facciamo entrare il super ospite di oggi. Certo. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Paolo. Ciao. Benvenuto ad Aperitivo Social e benvenuto nel gruppo di Io Compro Siciliano, anche se tu sei stato tra i primi, penso, a pubblicare il post con tutti i tuoi prodotti e ad elencarli tutti con tutte le sue proprietà. È vero o ricordo male? Sì, Alessia, grazie per questo invito, perché in effetti io apprezzo molto questa iniziativa, la vedo veramente significativa per quello che possa essere la caratterizzazione siciliana. Tra l'altro noi siamo, come dire, precursori di questo tipo di indirizzo, perché abbiamo iniziato a fare delle distillazioni artigianali. Mi fa piacere parlarne anche con Francesco ed Eleonora, perché noi abbiamo iniziato a fare delle distillazioni artigianali proprio perché crediamo nel valore della Sicilia e nel valore di quello che possa nascere dalla Sicilia. Magari poi più avanti entreremo più nel merito, per cui voglio dire che nasca un sito che si parla di cose siciliane, quindi ecco, lo riteniamo una grande opportunità sia per noi che per tutti gli altri che così generosamente, vedo anche i numeri, si sono poi andati ad iscrivere, ad associare a questa eccellente iniziativa, che ancora, ecco, mi complimento con gli organizzatori. I numeri sono infatti relativi al fatto che tanta gente, in questo caso non si può definire in maniera migliore, ha tanta sete di conoscere quella che è l'eccellenza siciliana, perché naturalmente le aziende, soprattutto quelle più artigianali, quelle più piccole, non hanno possibilità di raccontarsi al pubblico, e uno spazio come Io Compro Siciliano serve appunto a mettere insieme quella che è la domanda e l'offerta, quindi produttore e consumatore che si occupano, si incontrano in uno spazio comune
ed è appunto quello di Io Compro Siciliano, che è quello che a quanto pare stiamo facendo anche in maniera abbastanza, con dei risultati abbastanza elevati, ma soprattutto grazie alla qualità dei vostri prodotti. Prodotti di Paolo, così come prodotti di tantissime piccole aziende che si sono riscoperte che nessuno conosceva. Io per primo pensavo di conoscere gran parte dei caseifici in Sicilia, penso che forse ne conoscevo l'1% di meraviglia, dei formaggi, così come dei distillati e tutte le altre aziende. Tra l'altro tantissime aziende che ci ha portato a conoscere Alessia, è l'unica cosa per la quale la ringrazio, perché ci porta a conoscere sempre un mare di eccellenze in giro. Ale, a te la parola. Va bene, io mi stavo accodando ai complimenti di Paolo per questo gruppo, perché tu sei uno dei 3 autori di questo gruppo, ma adesso niente, questi complimenti non te li faccio più, parliamo un po' di cose più interessanti. Paolo, di che prodotto ci parli oggi in particolare? Intanto la tua azienda cosa produce? Allora, intanto vi faccio coincidere, come dire, l'occasione dell'incontro, perché stiamo distillando in questo momento, e quindi magari se occasionalmente mi alzo un istante è solo per controllare che le temperature rimangano tutte sotto controllo e nel corretto esercizio. A noi ci piacerebbe anzi che tu ce le mostrassi queste apparecchiature, perché io ho avuto la fortuna di fare la visita nella tua azienda, però diciamo non so se tutti sono stati altrettanto fortunati di poter visitare un'azienda che produce distillati, quindi poi se ce la fai sarebbe carino. Si complica un po' la vita, però voglio dire, visto che tu hai espresso questo desiderio, lo farò volentieri. No, ma poi quando sei comodo non ti preoccupare. Ok, riposo il telefono allora, perché magari mi viene più comodo magari adesso parlare. Allora, sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Ma noi non siamo esattamente come dire, abbiamo già qualche anno di lavoro alle spalle e abbiamo decenni, diciamo, di attività erboristica che ci ha portato a conoscere un po' le qualità organolettiche delle materie prime e quindi delle capacità alcalinizzanti delle piante piuttosto che delle capacità antiossidative di quello che possono essere appunto il nostro olio d'oliva, le nostre vigne e quant'altro, le produzioni della nostra ricca campagna. Allora sostanzialmente cosa abbiamo pensato di fare? Venendo dalla provenienza erboristica andiamo a fare le distillazioni, ma chiaramente le distillazioni, essendo la Sicilia la patria di quello che è la dieta mediterranea, le nostre distillazioni non potevano andare verso l'olio essenziale, gli alcolati, le tinture madri. Le nostre distillazioni dovevano andare ad arricchire il paniere della tavola, perché così ci siamo detti, ecco, siamo rimasti un po', diciamo, rurali in quello che possa essere il nostro interesse per le produzioni artigianali. Da qui abbiamo individuato immediatamente la produzione principe degli Iblei, perché noi è vero che come dire, quando si parla di distillazione si entra un po' in un campo come dire, particolare, perché chiaramente ci sono i codici doganali da dover rispettare, che noi abbiamo tutti, per carità, cioè noi siamo in totale esercizio, come dire, è ufficiale esercizio dell'attività, però in genere quando si parla di distillazione si produce dell'alcol e quindi producendo dell'alcol bisogna sottostare ai controlli appunto dell'ufficio doganale, dell'ex UTIF, e che quindi a questo punto, anche se c'è una grande tradizione, non è così antica quello che possa essere appunto l'attività di controllo da parte degli uffici governativi. Quindi cosa abbiamo recuperato la nostra acquavite di miele Ibleo, che è un prodotto che probabilmente noi importiamo come così un po' il cioccolato di Modica, importiamo dalla tradizione spagnola, perché i primi alambicchi, quelli che i nostri nonni utilizzavano, sono del tipo a campana, cioè quelli che praticamente hanno la parte, diciamo, sopra la caldaia, la parte della serpentina di distillazione dove viene refrigerata dall'acqua, questa è messa sopra la caldaia, perché tutto deve ricadere all'interno della stessa caldaia affinché l'evaporazione non riconduca poi alla gradazione effettiva per poter evaporare l'alcol, perché così vi spiego brevemente, sicuramente Leonora sarà felice perché gli dico delle informazioni che lei già conosce, però magari lo dico a beneficio degli altri. La distillazione funziona tutta al di sotto di 100 gradi, esattamente funziona al di sotto di 96 gradi, perché poi andare a recuperare gli ultimi gradi tra 96 e 100 è una cosa quasi impossibile anche con le colonne di distillazione industriale. Quello che avviene è questo: fino a 63 gradi escono fuori le teste, soprattutto esce fuori il metanolo, che è una sostanza nociva per la salute, che va eliminata, quindi la famosa testa che va eliminata. Poi
nella fase successiva da 74 fino a 96 se avessimo delle colonne a 12 piatti. Nel nostro caso noi abbiamo un distillatore discontinuo fino a 84, facciamo uscire la nostra acquavite. Ecco perché il distillatore discontinuo diventa importante nella misura in cui uno vuole provare un'acquavite, non un alcol altamente raffinato. Quindi noi abbiamo un distillatore che ci consente di restituire ancora tutta la qualità organolettica della materia prima che andiamo a distillare. Quindi in questo caso da 73 a 84 gradi tiriamo fuori il nostro cuore, il nostro corpo della materia prima, e poi andiamo a tagliare le code, che le lasciamo così, la flemma di distillazione la lasciamo finire da sola, che poi buttiamo tutto con gli schiaffi. Allora cosa succede? Negli iblei questa attività si fa da centinaia di anni e quindi per noi era fondamentale andare a recuperare il distillato di miele, o anche chiamato spirito re fasceddare, o anche chiamato spirito acida nella zona del Modicano. È un prodotto che distilla unicamente miele, quindi non distilliamo vinacce, fezze, questo e quell'altro, noi distilliamo miele puro che si potrebbe mangiare in vasetto, chiaramente non alla stessa consistenza, perché chiaramente un miele ha circa 80 gradi Brix, 80 gradi zuccherini, e chiaramente i lieviti non possono attaccare un qualche cosa che di per sé stesso si difende dai batteri e dai lieviti, quindi bisogna diluirlo in acqua, quindi fare un idromele. Ecco perché correttamente Alessia diceva che produciamo anche l'idromele, perché trattando il miele come materia prima, prima lo diluiamo in acqua fino a ricondurlo a potenzialmente 23-24 gradi Brix zuccherini. A quel punto scegliamo, dobbiamo fare una lavorazione per finirlo in bottiglia, quindi lasciarlo idromele, continuiamo in quella direzione. Oppure vogliamo fare una distillazione, perfetto, percorriamo un'altra strada, azzeriamo la gradazione Brix, sviluppiamo la gradazione alcolica e poi la passiamo nel distillatore e la rettifichiamo. Quindi ecco, questa è una prima nostra attività che abbiamo, come dire, che giustifica, che motiva la nostra nascita, perché noi nasciamo come distilleria artigianale, appunto la posso chiamare un po' craft distillery da un punto di vista proprio di mentalità un po' anche americana, perché noi non lavoriamo a 12 piatti, noi lavoriamo come se fossimo in una cucina con un pentolone in cui andiamo a cuocere le nostre preparazioni. Quindi siamo una produzione artigianale. Se qualcosa non va bene, non dico che lo riusciamo a correggere in campo, perché il tutto è sigillato dall'ufficio doganale, però la prossima volta lo miglioriamo sicuramente. Paolo, mi hai fatto venire in mente uno di quei telefilm che tipo vedevo quando ero bambina, ma non mi ricordo se era tipo La casa nella prateria o un altro telefilm dove producevano in casa appunto gli americani nei casotti in mezzo ai boschi che distillavano con questi pentoloni. Però mi hai fatto avere un flashback di questi telefilm proprio perfettamente con la tua descrizione. Io volevo corteggiare proprio te, Alessia, perché in realtà quando tu mi dici che sei astemia, probabilmente sei abituata a bere quella robaccia un po' pesante, un po'... No, io non bevo proprio, Paolo, perché poi il tuo caro amico Damiano, dato il mio peso piuma, mi deve trascinare a peso e non conviene. Infatti ormai lo sanno tutti che noi anche nel cofano del mio furgoncino arancione e zucca ho sempre una carriola, perché poi i miei figli dicono a tutti: no, non fate bere la mamma, che la mamma si ubriaca e poi non ce la dobbiamo portare a casa con la carriola. Quindi guarda, non è semplicemente, anzi i tuoi distillati durante il lockdown mi facevano vincere pure le partite a carte in famiglia, quindi evidentemente sono fatti bene e facevano qualcosa al mio cervello. Ok. No, va bene, io lo dicevo perché chiaramente bere un'acquavite non è bere un altro. Eleonora, tutto ok? Eleonora? Forse ha avuto problemi di linea. Ok, va bene. Non ti sentiamo. No, non ti sentiamo, Eleonora, devi uscire e rientrare. Senti Paolo, ma adesso cosa stai producendo quindi?
Come dicevo prima, l'appetito che mangiando abbiamo iniziato con l'acquavite di miele e chiaramente poi anche perché sai cosa si dice? Si dice un po' nella nostra zona, beh questo si dice un po' dappertutto, però mi piace ripeterlo perché voglio dire, i folli poi si collegano fra di loro, no? Ci sono tanti cervelli erranti, se li vogliamo definire così, che si associano in queste piccole follie. C'è un mio caro amico che mi spiace non essere presente perché aveva intenzione di partecipare anche lui, poi stamani è stato un po' male, piccoli problemi di digestione, allora ha detto vabbè, non verrò e magari mi saluti un po' tutti. E si tratta di Franco Valenti. Lui è una cantina della zona, così come ce ne sono tante, che produce un ottimo moscato bianco di Noto. Allora cosa facciamo? Abbiamo chiesto alla dogana, perché tutto quello che noi facciamo prima lo chiediamo in termini di autorizzazione, di assetto, perché ci assegnano dei serbatoi, ci assegnano degli spazi a terra, se vi faccio vedere a terra c'è tipo un'autostrada, no? Qui si fa questo, qua si fa quell'altro. E quindi ci hanno assegnato la possibilità di fare anche la distillazione di acquavite di vino. E quindi io proprio oggi sto producendo dell'acquavite di vino per l'amico Franco. Qual è la particolarità di questo prodotto? Che intanto il nostro moscato bianco è un prodotto eccezionale. Fra i distillatori si suole dire che quando si deve sistemare un distillato bisogna mettere un po' di distillato di moscato. Noi lo facciamo tutto di moscato, quindi o è buono o è buono. Però il pregio di questo prodotto qual è? Che diciamo, nell'ambito dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione siciliana in generale, a livello nazionale, ma in particolare della regione siciliana, rientra l'acquavite di vino. Non rientra l'acquavite di miele, ma rientra l'acquavite di vino. Quindi l'ambizione mia e dell'amico Franco che citavo prima è quello di ottenere il riconoscimento della nostra acquavite di vino Iblea o comunque del comprensorio, perché chiaramente quando si parla di Iblei relativamente ad una distillazione si parla sicuramente di Pachino, si parla sicuramente di Vittoria, si parla sicuramente di Ragusa, cioè si parla di tutto quello, anche Acate per carità, cioè di tutta quella zona in cui si possono produrre le materie prime. Magari la caratterizzazione di acquavite di vino bianco secondo me è più interessante di chiamarlo in generale acquavite di vino, perché purtroppo in Sicilia questo è un po' un rimprovero che faccio a me stesso, che spesso ci arricchiamo nel dire è siciliano e quindi è buono. No, anche la stessa dieta mediterranea non è classificata relativamente alle qualità organolettiche, perché gli insaponificabili di olio d'oliva sono buoni, o perché non sappiamo esattamente chimicamente perché la dieta mediterranea ed esattamente faccia bene. Sappiamo che fa bene, quindi dobbiamo ricercare. Di questo poi eventualmente facciamo un'altra puntata insieme al nostro amico Pippo Sicilia che abbiamo avuto ieri come ospite, che guarda scientificamente ci fa neri se parliamo della sua dieta mediterranea. Stavo pensando mi tiene moltissimo. È vero, Francesco? Ma io invece quindi questo poi ne parliamo con lui, magari facciamo un'altra puntata insieme. Io volevo chiedere però ad Eleonora, tu cosa ne pensi degli prodotti che produce Paolo? Li hai assaggiati per caso nelle tue degustazioni o ancora no? Idratazione. Ele, non ti sentiamo. Hai disattivato il microfono oppure vedi se il volume? Niente, non ti sentiamo e non sentiamo neanche Francesco. Il fatto di non sentire Francesco è anche piacevole, devo dire la verità. Però... No, si sente Francesco. Allora, ascoltami. Intanto esci da StreamYard, dopodiché chiudi tutte le applicazioni e rientri nuovamente dal link che ti ha mandato Alessia. Va bene? Ok. Vedi, avrei preferito che se ne fosse andato Francesco, invece no, è rimasto. Pazienza, che devo fare? Sempre migliore. Ale, invece voglio fare un paio di saluti. Intanto abbiamo Marina che dice: non riesco a dire buon pomeriggio, mi dispiace troppo per quello che è successo ieri a Palermo e adesso di questa cosa ne parliamo. Abbiamo Katiuska che dice: Francesco, Alessia, siete stupendi. Stupendi. Sei sicura? Stupenda. È stupenda lei, lui, pazienza, ce lo dobbiamo sopportare perché è uno dei 3 che ha inventato il compro siciliano e quindi ce lo dobbiamo sopportare, ahimè. Ricordiamo che lei è la nostra conduttrice di Io Compro Siciliano Live, ogni giorno mezz'ora divertentissima
insieme a lei ogni giorno a mezzogiorno, sempre per conoscere nuove eccellenze siciliane. Poi abbiamo il Faraone che non si perde mai un episodio e dice: buonasera Ciccio e ai tuoi ospiti, altrettanto che il nostro signoruzzo protegga e benedica sempre Palermo e tutta la Sicilia. E anche questo ne riparleremo adesso. Loredana Giuffrida dice: buon pomeriggio cari amici, un abbraccio ai palermitani. Esatto, un abbraccio ai palermitani, quello sì, ai palermitani sì, perché in realtà purtroppo questo genere di cose non dovrebbero mai accadere. Tra l'altro, per fortuna, si era parlato di vittime, ma per fortuna non ci sono state vittime. Inizialmente erano 2, poi sono diventate 6, successivamente si sono azzerate. Si sono ritrovati tutti dispersi, ragazzi, ma che parola è dispersi in una grande città come Palermo nel 2020? Ma si può essere dispersi? Ma veramente, ragazzi, cioè, quanto nella società degli iperconnessi, siamo perennemente connessi. Com'è possibile essere dispersi? Ma è veramente una parola che si può utilizzare in questo periodo storico? Comunque, la speranza è che tutto questo riesca a far capire a chi ci governa che forse c'è da attuare qualche soluzione, perché in realtà ogni qualvolta cadono 2 gocce d'acqua il problema si ripresenta, quindi non è che dici vabbè è stata un'emergenza, ok, tutto quello che vuoi, ma intanto sto ponte è lì da sempre e lì si crea lo stesso problema. Però non vogliamo fare polemica, non vogliamo fare politica, questo mestiere lo lasciano fare agli altri. Sicuramente un grande abbraccio a tutti i palermitani, un grande abbraccio a tutti coloro che hanno avuto problemi, soprattutto a tutti coloro che avevano dei bambini. Il panico assoluto naturalmente in quelle circostanze. Speriamo che tutto si risolva, perché ancora la città è semi bloccata, perché tutta la regione è bloccata. Comunque chiudiamo il discorso qui. Un grande abbraccio a tutti gli amici che ci hanno ricordato io volevo aprire una parentesi e chiuderla, perché stamattina seguivo Katiuska in diretta e vedevo proprio la sua commozione, che poi ad un certo punto, con il mio messaggio appunto di un abbraccio a tutti i palermitani da me e dal mio staff, Katiuska stava per crollare, e poi ci siamo sentite tramite WhatsApp, e questo a volte ci rende umani, perché magari sai, quando ci vedono qui connessi, noi cerchiamo sempre di lasciare chiusi fuori anche i nostri problemi personali o le nostre discussioni appena avute, per essere qui sempre belli e sorridenti. Però vedere, ecco, la commozione di Katiuska stamattina, penso che sia stato il gesto di amore più grande che una persona possa dare a tutti quelli che la vedono ogni giorno sorridente come la nostra Katiuska, e così allegra. E quindi stamattina, ecco, vedere proprio l'anima di Katiuska venire fuori in questo modo così prepotente, penso che sia stato bellissimo. Quindi un abbraccio a Katiuska, ma rappresentativo per tutti i palermitani e per tutti coloro che si sono trovati in questa brutta situazione ieri. Assolutamente, un grande ringraziamento, sai, chi va invece alle forze dell'ordine, che hanno fatto un grandissimo lavoro, sono andati a pescare la gente dentro le macchine, tipo sommozzatori, hanno compensato quello che doveva essere lavoro altrui, hanno fatto questa magnifica opera. Ringraziamoli perché sono sempre in prima linea e con pochissimi fondi, quindi sono, diciamo, sempre il nostro salvagente in ogni momento di queste gravi situazioni. Allora ritorniamo un attimo a Paolo, perché adesso penso che un buon aperitivo con i suoi prodotti non farebbe male. Io ho qui anche dei biscottini di mandorla di Siracusa, che forse potrebbero accompagnare bene uno dei tuoi prodotti, non so. Qui ce n'ho uno pure al pistacchio, quindi dimmi tu, una astemia come me come potrebbe riprendersi in un pomeriggio così di calura, oppure in un pomeriggio, adesso è nuvoloso anche qui a Siracusa, però un pomeriggio con le amiche, cosa potrebbe bere senza ubriacarsi? Guarda, io voglio dire, in un certo senso darei sempre, come dire, una certa precauzione quando ci si approccia agli alcolici, quindi confermo la tua, come dire, prudenza, la tua cautela in questo senso. Certo, però, certo. In realtà un buon alcolico è sicuramente un buon viatico di vita, come dire, anche di convivialità, quindi sicuramente quando uno nel primo pomeriggio vuole
vuole stare un po' sereno, o si beve il famoso tè inglese, o beve un bel distillato, o a sua volta, visto che noi abbiamo fatto una liquoristica legata anche all'acquavite di miele, perché in realtà in genere le acquaviti si prestano poco, e anche normativamente io sto sempre molto attento a quello che si può fare e quello che non si può fare, perché l'ufficio della dogana della nostra zona è un ufficio veramente rispettabile, insomma ci danno una mano, ci fanno capire esattamente quali sono gli spazi di azione che abbiamo, e quindi a questo punto è nata quella collaborazione che ci tengo a rispettare, a mantenere in quell'ambito di quel rapporto di fiducia che si deve creare, perché comunque noi gestiamo un ufficio governativo che, così come raccontano loro, prima del 93, per fare quello che noi stiamo facendo oggi, cioè la distillazione, bisognava che arrivassero i doganieri e aprissero le porte del laboratorio complessivamente, mentre bene o male adesso ci muoviamo tranquillamente, però ecco, ci dobbiamo rendere conto che stiamo producendo dei liquidi cosiddetti di governo, quindi dei liquidi cosiddetti sottoposti a una verifica costante e continua appunto dell'ufficio territoriale competente. Come dicevo prima, l'acquavite di miele noi in questo caso l'abbiamo edulcorata nel primo caso, quello che è appunto la produzione. Ciccio, scusami, non è che metteresti un po' più piano il tuo audio, perché si sente il ritorno delle voci che ci sono intorno a te, non si sente bene Paolo, grazie. Mi hai messo qui in sovrimpressione il commento perché lo devo leggere io. E allora abbiamo un commento di Lidia Calà che ci dice: buon pomeriggio, i più simpatici di Io Compro Siciliano, Francesco e Alessia. Ma sembra Francesco ci metti nel mezzo, Lidia, facciamo finta che non c'è. Allora, ormai vi scrivo sempre perché nel frattempo voi mi fate un po' di pubblicità, scherzo, siete grandi. Allora Lidia, tu ti fai pubblicità da sola perché sei già bravissima di tuo, quindi noi ti amiamo e amiamo i tuoi dolcetti, questo è più che chiaro. Abbiamo pure la nostra Loredana Giuffrida, buon pomeriggio cari amici, un abbraccio ai palermitani. Katiuska, siete stupendi, quindi un abbraccio anche a te cara Katiuska. Vedi, buon Francesco si è buttato malato, anche se è qui, però si è buttato malato e fa fare tutto a me che dovevo stare connessa 10 minuti e me ne dovevo andare per fare i miei lavori, e invece no, sono ancora qui, ma tutto per rispetto a Paolo ed Eleonora che ho personalmente invitato, ma che è scomparsa. Brava, Eleonora l'abbiamo persa. Ecco. Eleonora l'abbiamo persa per sempre. Senti, io volevo un po' parlare dei nomi delle bottiglie, dei prodotti di Paolo, perché sono molto particolari e anche molto interessanti e potrebbero attirare, perché a volte diciamo hanno dei nomi che non lasciano niente alla fantasia. Quindi vorrei che, dato che Francesco questi prodotti non li conosce, vorrei che tu cominciassi ad elencarli e così a parlare delle tue etichette una per una. Cominciamo da quella che si chiama Aphrodisian. Ecco. Allora, io intanto me le sono procurate, così le ho portate qua vicino mentre aspettavo. Allora, dicevo prima che il nostro prodotto principe è questo qua, perché è appunto l'acquavite di miele eblea, e diventa eblea perché all'interno è edulcorata con il miele di timo, la cosiddetta Sata Redda, oppure Satra, che mi ha fatto simpatia. L'altro giorno è conosciuta anche a Malta, perché in effetti il timo come areale cresce anche a Malta. Sono venuti degli amici maltesi che, quando io gli ho nominato il gileppo di Satra, loro si sono subito esaltati. Sì, Satra. E ho detto: che bello, guarda, vedi, è un po' una cosa che ci accomuna a livello mediterraneo. Noi pensavamo di aver fatto chissà quale tipo di cosa, chissà come spiegarla, invece è una cosa che comunque è internazionale, anche se stiamo all'interno del Mediterraneo. Io ho scoperto per esempio facendo le cooking class con i maltesi che noi chiamiamo il carciofo in siciliano cacocciolo e lo chiamano anche a Malta cacocciolo, quindi evidentemente il nostro siciliano veramente è una lingua internazionale e non c'è problema di connessione. È lo stesso areale. In realtà, quando si parla di pollini, quando si parla di miele, l'areale diventa un fatto appunto territoriale in senso lato, quindi non geografico politico, ma geografico appunto territoriale. Allora cosa succede? Noi in questo caso abbiamo fatto appunto il miele, abbiamo edulcorato con il miele di timo. Poi chiaramente il miele di timo è ebleo, il miele di timo è
acrense e di Palazzolo, e quindi voglio dire anche con rispetto degli amici sortinesi che pure loro hanno questa tradizione, e soprattutto loro, perché le cose vanno correttamente indicate. La tradizione dello spirito delle fasceddari nasce del popolo delle api. Il popolo delle api era a Pantalica, che non è esattamente a Palazzo La Crede, però è chiaro che però il timo cresce a Palazzo La Crede, quindi venivano a bottinare a Palazzo La Crede per fare questo Sai Paolo, io ho un ricordo molto dolce legato a mio suocero con lo spirito dei fascidari. Mio suocero non c'è più da 3 anni, e quando io vivevo qui a Siracusa, in questo appartamento dove mi trovo in questo momento, quando capitava che a mio marito regalavano appunto una bottiglia di spirito di fascidari fatta in casa, mio suocero, con la scusa di venire a vedere mio figlio Manfredi piccolo, tutti i pomeriggi si presentava d'inverno e mi diceva: sai, ma per combattere un po' di raffreddore, ma che fa? Ma ce n'è ancora spirito di fascidari? Lo sai che io non ne bevo, quindi sempre là è messo. Praticamente veniva, a volte anche di nascosto di mia suocera, e si veniva a bere lo spirito di fascidari. Poi io, sapendo che era appunto molto alcolico, lo facevo aspettare qui finché l'effetto non passasse e lo mandavo a casa, perché avevo paura che andasse in macchina mezzo ubriaco, perché logicamente era abbastanza alto come grado di alcolicità, quindi aspettavo. Quindi un pensiero, tra l'altro, oggi anche a tutti Carmela e Carmelo e Carmen, perché oggi è la Madonna del Carmelo, quindi auguri di buon onomastico a tutti i Carmeli e le Carmele che ci sono sparse nel mondo e che sono sicuramente di origine siciliana, quindi auguroni a tutti voi di buon onomastico. Un brindisi con questo idromele di Paolo, e siamo tutti insieme qui in compagnia d'Aperitivo Social. Scusami Paolo l'interruzione. Vabbè, intanto mi associo agli auguri ai Carmelo, ci mancherebbe, e poi anche a auguri a Carmela, Carmelina, Carmen, eccetera. Tra l'altro a Palermo è abbastanza in uso, ma nel siracusano è un nome abbastanza diffuso. Sì, tantissimo. Tantissimo. Però Ale, effettivamente tu avresti più la faccia da Carmela che da Alessia. Da Carmelina, prego. Però mi chiamo Maria di primo nome, Lucia di secondo e Alessia di terzo, perché mia mamma non ci piacevano, mia mamma non gradiva né l'uno né l'altro, e perciò mi chiamo magari Alessia, capito? Quindi sono Maria, la Lucia, Alessia. C'è la 3 pagine la carta d'identità? No, la carta d'identità è solo Maria. È solo Maria, infatti okay. Tu basta che mi chiami Pissi, io mi giro come gli è, capito? Va bene, dai. Ritorniamo alla descrizione che stavamo facendo prima. No, mi faceva simpatia ascoltare Alessia prima relativamente alle informazioni che dava sul suocero, in cui il doppio ricordo ci associamo anche noi, seppure non lo conoscevamo, perché in effetti o spirito da Cira o spirito delle fasceddare veniva usato anche per uso topico contro i dolori articolari, quindi questo contro il mal di tosse se ne beveva un goccio. Quindi voglio dire, in effetti su questo prodotto c'è tantissima tradizione, tantissimo folklore, e per questo ci andava inizialmente proprio andare a mettere in bottiglia questa particolarità che comunque è Iblea, al di là del fatto che poi è estesa anche a tutta l'areale e addirittura conosciuta a Malta, però è una questione sempre specificatamente Iblea. Dove l'abbiamo caratterizzata? L'abbiamo caratterizzata in 2 cose. Il primo è il gileppo, così come conosciuto dai maltesi. Cos'è questo gileppo? Il gileppo è un caramello che si fa dalla miele, però giustamente all'inizio mi sono presentato come erborista, quindi non potevo fare un caramello che si andava a cristallizzare, che si andava ad appiccicare come se fosse un caramello cotto del tipo che si vede nell'industria alimentare. Noi dovevamo fare un caramello che si poteva, come dire, definire un dolcificante profondo, intenso, ma che non cristallizzava gli zuccheri. Quindi il nostro piccolo segreto che riveliamo a tutti, affinché magari possa venire magari il desiderio di migliorare quello che sono le produzioni, noi il nostro gileppo lo facciamo rigorosamente al di sotto di 60 gradi temperatura, perché al di sopra di 60 gradi di temperatura gli zuccheri cristallizzano, sia che provengono da saccarosio, sia che provengono da miele, sia che provengono da qualsiasi altra sostanza.
E mi piaceva ricordare appunto anche l'incontro dell'altro giorno con gli amici maltesi, perché quando ho nominato Gileppo, Gileppo di Caruba, loro fanno il Gileppo di Caruba, e ci siamo confrontati su come fare il Gileppo di Caruba, quindi Gileppo di Caruba, Gileppo di miele, Gileppo di qualsiasi altra frutta, perché anche di fichi o di fichi d'India si può fare il Gileppo, va fatto al di sotto di 60 gradi temperatura per evitare la cristallizzazione, quindi non prodotti carbonizzati da bere come se fossero delle, come dire, prima di buttarli li beviamo, ma per berli come se fossero degli elisiri. E quindi ringrazio Alessia che ha coniato questo nome per i miei prodotti elisiri, perché i miei in effetti non sono degli elisiri, hanno l'ambizione di diventare degli elisiri perché devono essere fatti in maniera estremamente pulita, in maniera estremamente come dire, gradevoli. La seconda vicenda che abbiamo appunto evidenziato nella nostra produzione è stata quella della storiologia del territorio. Cosa accadeva anticamente a Palazzolo? A Palazzolo, voglio dire, Acrai è 664 a.C., anno di fondazione della colonia corinzia, nata subito dopo Siracusa per sostenere, e come poi in effetti ha sostenuto sempre a fianco i siracusani, nelle difese del territorio, nella penetrazione di quello che è stato appunto la civilizzazione, perché non fu una colonizzazione quella dei Corinzi, fu la civilizzazione della Sicilia sudorientale che fecero e che portarono tanta ricchezza in quegli anni. Cosa accadeva? Accadeva il rito di Demetra, Demetra e Core. Tutti sappiamo la disperazione di Demetra quando Ade rapì la figlia Persefone o Core, perché Core e Persefone sono la stessa figura, diciamo, mitologica, e la portò con sé negli inferi. E quindi, come Demetra non volle accettare la separazione della figlia, Demetra ebbe grandi travagli nella ricerca e nella disperazione della ricerca della figlia, fin quando non ottenne poi il riconoscimento da parte di Zeus e la restituzione appunto alla madre. E quindi cosa accade? Questo rito poi per millenni è stato ribadito, e appunto quello di come dire, della disperazione di Demetra. E come superava la disperazione di Demetra? Lo superava con l'utilizzo dell'idromele. Ecco quindi che attorno alla produzione di idromele sugli iblei c'è un'antichissima tradizione, che è ancora più antica del distillato di miele, che è appunto quella dell'utilizzo dell'idromele durante le tesmoforie, così vengono chiamate le tesmoforie di Demetra. Ecco che noi a questo punto questa volontà di realizzare nuovamente l'idromele è diventata una moda. Se ne sta parlando parecchio dell'idromele negli ultimi tempi. Mi farebbe piacere avere delle altre esperienze, perché io cerco, voglio dire, altri partner. Oddio, faccio parte di un'associazione europea di produttori di MEAD, cosiddetto, perché si chiama anche MEAD, e anche gli amici maltesi lo chiamavano MEAD, quindi in effetti non è poi così remoto, forse noi l'abbiamo un po' dimenticato, però per esempio a Malta non l'hanno ancora dimenticato, quindi può darsi che lo producono anche loro. Però ecco, da questa parte, per esempio in Polonia, per esempio in Slovacchia, per esempio in Ucraina, ci sono proprio dei produttori che di questo ne facciamo anche dei concorsi internazionali. Io recentemente, a ottobre scorso, ho partecipato, non ho vinto, ma ambisco a partecipare ancora, chissà magari a migliorarlo ulteriormente. Ne faccio 2 qualità, uno al sambuco e uno ai frutti rossi, magari ancora ne faremo altri, chissà che magari non riusciremo. Loro sono veramente bravi, devo dire, perché al di là del fatto che loro non riscoprono la tradizione, cosa succede? Noi chiaramente, avendo il vino, avendo i vigneti, ce ne siamo andati facili, come dire, verso il consumo di vino, ma loro non hanno i vigneti, quindi quello che possa essere quel leggero inebriante lo ottengono dalla trasformazione del miele, quindi dalla produzione dell'idromiele. L'idromiele che può raggiungere temperature gradazioni di tutto rispetto, perché il nostro idromiele per esempio è 12 gradi. Quindi sono accorto che loro già si limitano a loro, quando parlo di loro parlo dell'organizzazione questa di cui accennavo prima a livello europeo, si fermano a 7-8 gradi. Però con l'idromiele si può fare, come dire, come livello di gradazione dalla birra fino al vino rosso. Ecco, questo è il bello di questa bevanda. E comunque poi è molto adatto anche alle donne, è molto delicato. E, vabbè, vi invito a provarlo, magari in una prossima occasione, magari ci venite a trovare, ve ne facciamo provare volentieri. E quindi, tornando alla nostra bottiglia, come dicevo prima, abbiamo inteso dare la caratterizzazione greca, Aphrodison. Perdonami Paolo, perdonami, sì, Lidia ci chiede ulteriori spiegazioni sull'idromele. Potrei spiegare in parole semplici cos'è l'idromele?
Se glielo spieghi nuovamente, noi lo sappiamo bene naturalmente, però tecnicamente sicuramente glielo potrei spiegare molto meglio. L'idromele è questo, sostanzialmente cosa accade? Tra l'altro ora vi racconto un piccolo aneddoto così magari Lidia può comprenderlo bene. Questa cosa è una fermentazione che avviene naturalmente in natura, cioè non ha bisogno di lieviti, non ha bisogno di cosa, per carità, noi la facciamo con i lieviti perché abbiamo una tempistica, abbiamo la necessità di azzerare i gradi Brix perché non possiamo consentirci errori essendo noi tecnicamente dei produttori, però questa cosa avveniva in natura e come avveniva? Avveniva in maniera molto semplice. Avevano delle sacche di cuoio cosiddette ricavate dall'interiore probabilmente degli animali. All'interno conservavano da una parte acqua, da una parte miele, da una parte vino, quello che erano, poi posso dire, quello che servivano poi per l'utilizzo domestico. A questo punto cosa accadeva? All'interno di queste sacche con contenitori c'erano naturalmente dei lieviti, o magari perché venivano lasciati in un angolo, perché venivano posati in un anfratto, si inumidivano, quindi si arricchivano di acqua. Cosa accade? Che un miele non può fermentare da solo, perché il miele ha 80 gradi Brix, ne ha 79 esattamente, e quindi gli zuccheri si proteggono da soli, non vengono attaccati da batteri o lieviti, si conservano da soli. Ma nel momento in cui si inumidiscono, cominciano ad abbassarsi come gradazione zuccherina, passano a 40, passano a 30, nel momento in cui arrivano a 24, 25 comincia a diventare il momento in cui possono fermentare facilmente. Fermentavano come dire, per i batteri che c'erano nel contenitore cosiddetto. Gli amici sortinesi, per esempio, hanno sviluppato uno studio universitario in cui i saccaromiceti li hanno trovati all'interno dell'arnia con gli stessi batteri da cui praticamente le api si difendevano. Quindi praticamente la propoli isolava i batteri e quegli stessi batteri da un'altra parte venivano a fare fermentare, come dire, il liquido che magari veniva posto nelle vicinanze. Quindi praticamente l'idromele è una fermentazione del miele che si realizza da sola praticamente. A questo punto si trasformano gli zuccheri diventano gradazione alcolica, una gradazione alcolica che non è perfetta nel caso di fermentazione spontanea, quindi che lascia molta base zuccherina, molta gradevolezza nel prodotto, ed ecco la virtù dell'idromele, che è un fermentato leggermente alcolico e molto gradevole perché è zuccherino. Ecco qual è la definizione di questa bevanda. Comunque io ringrazio Lidia per questa domanda, perché io già ero ubriaca prima, ora praticamente non sto capendo più niente, quindi ti ringrazio Lidia, tu non hai forse abbastanza clienti al bar, quindi andate da Lidia per favore, si trova a Tortorice, andatevi a mangiare un pasticcino e poi un altro ancora, perché con queste domande così difficili poi io mi perdo e quindi non è cosa mia, vedi perché non lo faccio io il sommelier. Ale, invece ti volevo chiedere a te di ripetermi quello che aveva detto Paolo in merito all'idromele. No, ma infatti io lo vedi, me lo sto ripetendo quello che... Io ho capito che il miele io lo uso per dare da mangiare, anzi per togliere l'acidità nella mia pasta madre quando devo fare il pane, e quindi io uso il miele per fare quello, per addolcirmi la tisana. Invece il miele è un ottimo sostituto dello zucchero, tu non dovresti più usare lo zucchero e sostituirlo con il miele. Ma io lo zucchero, Francesco, tu lo dovresti sapere, non lo uso ormai da anni, e quindi uso il miele pure per fare il gelato e la granita, perciò questo è un argomento Granita con quante G si scrive? Granita si scrive con una G e con 4 R. Ok, va bene, adesso è chiaro. Va bene. Paolo, invece volevo chiederti una cosa importante. I tuoi prodotti che indice di gradimento hanno all'estero? L'ingradimento all'estero lo stiamo cercando di testare, perché in effetti, voglio dire, io ti invito a provarlo perché il nostro è un distillato di estrema purezza e di estrema qualità. C'è l'ANAG che ci segue, l'Associazione Nazionale Degustatori di Grappa e Distillati. Siamo stati a questo recente concorso internazionale a cui abbiamo partecipato. Cioè, tu considera che noi per produrre 1 litro di distillato utilizziamo 3 kg di miele, perché come accennavo all'inizio non abbiamo arricchito una grappa con un po' di miele. Noi abbiamo prodotto l'alcol dal miele, a cui poi abbiamo aggiunto il nostro gileppo fatto a bassa temperatura. Quindi noi abbiamo prodotto un rum, se lo possiamo definire così, un'acquavite così delicata, così
precisa e puntuale, che chiaramente aspetta scenari ben più importanti di quelli che attualmente siamo riusciti a coprire, perché comunque produciamo soltanto da 2 anni a questo punto. Quindi in realtà noi stiamo cercando di penetrare dei mercati stranieri, perché comunque il prodotto riteniamo di averlo realizzato, ed è una unicità, perché a sua volta, quando noi parliamo di distillati, tutti parlano di grappe e grappe. Sì, grappe le facciamo anche in Sicilia, però i prodotti tipici siciliani sono gli acquaviti, in questo caso l'acquavite di miele. Io rispetto l'acquavite di fighi d'India, rispetto e soprattutto sottolineo l'acquavite di vino bianco, di moscato bianco. Quindi queste sono le nostre tipicità che su cui poi dobbiamo puntare, su cui dobbiamo cercare di valorizzare. Chiaramente i mercati internazionali sono chiaramente l'ambizione un po' di tutti. In questo momento noi siamo interessati a tutto, per carità, però ci hanno richiesto delle consulenze gli amici maltesi, con cui stiamo cercando di creare una collaborazione. Chissà che non possono cominciare ad arrivare le prime soddisfazioni in questo senso. Benissimo, sono molto contento, perché devo dire che moltissime piccole e medie aziende produttrici di eccellenze siciliane stanno avendo un parecchio riscontro all'estero, e questa è una cosa molto bella, perché riescono naturalmente a dare il valore giusto a quello che è il loro prodotto, cosa che magari spesso in Sicilia con i siciliani è un po' più difficile. È importante approcciarsi con l'estero, perché, come hai detto prima, ti insegna anche a fare esperienza, appunto, a imparare dei passaggi, delle cose che nella normalità non comprendiamo, come ad esempio l'approccio con il nome di cui si parlava prima, con i maltesi. È sempre un confronto utile, confrontarsi con chi è da una parte, da un lato si può definire vicino, ma da un altro molto distante, soprattutto a livello culturale. O no, Ale, che ne pensi? Io penso che Paolo sia tra le persone più preparate e più precisine che io conosca, quindi se tu vai al suo laboratorio, vedi che c'è un ordine, una pulizia e un sistema proprio che è pazzesco ed unico. Quindi se chi meglio di te, Paolo, può produrre dei prodotti a cui bisogna dare così tanta attenzione, anche perché logicamente tu sei costretto anche a dover mantenere dei limiti per la dogana e per tutti i controlli. Infatti, Francesco, tu devi sapere che io ho rincorso Paolo per questa intervista almeno da 2 settimane a questa parte. Quindi proprio domenico, lunedì ci siamo sentiti e lui mi ha detto: beh, guarda, ho quelli della dogana lunedì, martedì, anche mercoledì, facciamo dopo le 18. E ho detto no, perché ormai Francesco ha dato l'appuntamento alle 18 da circa 4 mesi, quindi non è che possiamo cambiare questo appuntamento. Dice: allora vediamoci giovedì che produco. E quindi oggi abbiamo potuto finalmente parlare con Paolo. Tra l'altro lui penso che sia stato anche uno dei primi a compilare il form per far parte del nostro marketplace e tutto il resto, ma siccome si chiama Monterbe forse ancora devono arrivare alla M, e quindi a lui ancora non ci sono arrivati. Ci vuole un po' di pazienza. Ma se comunque Paolo è interessato a mettere i suoi prodotti nell'e-commerce, naturalmente possiamo anche fare in modo di velocizzare questo intervento. Lo facciamo parlare direttamente con il nostro commerciale, che è Alberto, e così, se è il caso, si velocizzano le cose, perché c'è tanto. Abbiamo avuto tipo qualcosa come 2900 richieste, quindi penso di riuscire a chiamarli tutti, riuscire a trovare un accordo con tutti. Anche perché Io Compro Siciliano, ricordiamo che nasce solo ed esclusivamente per promuovere l'eccellenza siciliana, quindi il nostro interesse è puramente questo, non c'è nient'altro. Quindi trovare un accordo commerciale insieme al produttore o rivenditore che sia, naturalmente è il nostro interesse principale. E adesso faccio in modo che mettiamo in contatto Paolo con Alberto, in questa maniera vediamo di velocizzare anche un po' i tempi, perché ci terrei non ho avuto ancora il piacere di provare questi prodotti, ma l'entusiasmo e la passione con il quale Paolo li racconta sicuramente denotano grandissima qualità e attenzione della qualità del prodotto.
Che ne pensi, Alessia? Guarda Francesco, mi sentite bene perché ho ricevuto una telefonata? Sì, e tu sempre al telefono devi stare, devi passare la vita al telefono. E io, così, vedi, per colpa tua sono sempre al telefono, perché logicamente avevo un appuntamento di lavoro e sto arrivando in ritardo e quindi se la gente non si connette, non mi vede che sono qui in live, magari si preoccupa e si rompe di aspettarmi. Io guarda, penso che prima o poi si arriveranno a contattare tutti coloro che hanno scritto nel gruppo di Io Compro Siciliano e io anche tutti i giorni vengo fermata per dire signora ma io ci ho scritto ma a me ancora non mi ha risposto nessuno. Dovete capire che il gruppo è nato il 12 di aprile e già dal 12 di aprile a oggi nonostante io e Francesco certe volte sembriamo Casavianello e che ci insultiamo sempre, capisco benissimo le difficoltà che sia lui che Davide Morici che Giuseppe Giordani ogni giorno incontrano per coordinare tutto il gruppo, che non è semplice, perché logicamente si sta estendendo in maniera pazzesca a tantissimi anche settori diversi e quindi non è facile. Però vi chiedo di patentare perché sicuramente diciamo sarà un progetto che finalmente andrà a buon fine, perlomeno incrociamo le dita. Io penso che ti devo salutare, Francesco e Paolo. Che carino, Francesco e Paolo, vi devo salutare. Francesco Paolo, il mio secondo nome è Paolo, non so se te l'avevo già detto. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Facciamo i saluti di rito, ringraziamo Paolo, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito, ringraziamo Paolo due volte, una volta per essere qui presente e due volte perché per la passione che ci mette a raccontare i prodotti della sua eccellenza Sicilia. E quindi adesso do la parola a voi per i saluti. Bene, mi inserisco io. Io vi ringrazio innanzitutto, non sono affatto spasentito perché sto aspettando, voglio dire, posso aspettare tranquillamente, mi fa piacere che questa iniziativa vada avanti e vada avanti così con il principio dell'identificazione, perché tante volte tutti dobbiamo essere in piazza allo stesso momento, poi la piazza si esaurisce, la festa finisce e tutti ce ne andiamo a casa. Invece questa è una festa che non deve essere, come dire, estemporanea, deve essere una festa che si realizza, perché è giusto che noi abbiamo una vetrina ed è giusto che in questa vetrina ci si racconti, ci si descriva e soprattutto ci si sostanzi, quindi l'e-commerce ben venga, noi parteciperemo volentieri. Ringrazio voi per questo gentile invito, non ho voluto fare il prezioso come diceva Alessia, perché purtroppo abbiamo avuto alla fortuna, come dicevo prima, dell'interlocuzione con l'ufficio della dogana, la quale proprio l'altro giorno adesso ci ha assegnato anche una nuova produzione che è il gin da Carrubbo. È un prodotto che potevamo dedicare ad Eleonora, ma adesso è scomparsa, e comunque dedicheremo a tutto il Modicano, a tutto il Ragusano, a tutti i produttori di Carrubbo della nostra zona. Quindi in realtà noi vogliamo affermare la produzione della materia prima, la trasformazione e la distillazione della materia prima della Sicilia. Voi affermate le aziende siciliane, credo che il matrimonio, il connubio sia nato. Aspetto tranquillamente i tempi e saluto tutto il pubblico che cortesemente ci ha seguito questa sera. Benissimo, grazie ancora, grazie. Alessia, i saluti li hai già fatti? Sì. Francesco, io non volevo dire che Paolo avesse fatto il prezioso, ma che appunto deve, dato che la sua precisione e l'essere così attento alle minuzie del suo lavoro gli porta via tanto tempo, quindi era anzi un complimento da parte mia, Paolo, nei tuoi confronti. Grazie, e non altro, perché gli insulti quando siamo ad aperitivo social sono soltanto dedicati a Francesco e non ai miei ospiti. Quindi ti ringrazio di essere stato con noi, saluto tutti coloro che ci hanno seguito e spero di rivederci presto, insomma. Magari verrò direttamente lì insieme a Damiano ed Eleonora a fare un giro dell'azienda. Insieme a me. Sarà un piacere. Insieme a te, pure lì. Certo. Mi sa che mi trasferisco. Comunque, grazie. Do un abbraccio a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e un bacione speciale a tutti i palermitani. Un appuntamento domani con Katiuska, Io Compro Siciliano Live a mezzogiorno, e domani alle 18 qui con noi, sempre ad Aperitivo Social. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie a Paolo, grazie anche a te. Come che ti chiami? Alessia? Alessia, sì. Maria Lucia Alessia, smile. Maria Lucia, ciao. Maria Lucia. Ciao. Grazie.